Anziani, valore, comunità, tre parole che danno il senso di quanto sia importante il legame tra i giovani e i meno giovani per non perdere tradizioni, storie, racconti e testimonianze che costituiscono il passato ma anche il futuro di Vicenza. E così l'IPAB dell'Istituto Salvi apre le porte alla città in collaborazione con 11 associazioni e con la Regione Veneto. Lo scopo è promuovere l'invecchiamento attivo, nuovi stili di vita, lo stare insieme in comunità. Coinvolte oltre 600 persone tra ospiti anziani dell'istituto, i giovani delle scuole e gli abitanti del quartiere. L'anzianità non si vive solo nelle case di riposo, ma deve essere un valore a servizio di tutta la cittadinanza e di tutti, e quindi l'incontro anche intergenerazionale tra anziani e giovani è una cosa importantissima. Una giornata, tanto per iniziare, animata da mercatino a chilometri zero, giochi e sfide per over 50 e il concerto del coro Piccole Dolomiti. La scuola Boscardina ha realizzato un progetto di riqualificazione e realizzato 3 disegni che rappresentano scorci del centro città. A me ha colpito soprattutto l'entusiasmo che ho notato in molti giovani a trovarsi di fronte a anziani, scoprire anche storie, racconti e una cultura che altrimenti rischia di essere abbandonata, rischia di essere persa. Un progetto che ha visto anche le feste del gelato, la scrittura a più mani e la palestra della memoria. Nei prossimi mesi ci saranno laboratori di lettura e di giochi tra nonni e nipoti, uno scambio reciproco tra ragazzi e anziani, insomma, utile a entrambe le generazioni e forse addirittura di più ai giovani. A mio avviso è importante una trasmissione di valori tra generazioni, quindi io credo che sia, dal mio punto di vista, importantissimo per i giovani un'iniziativa di questo genere.